Nelle 24 ore, l'atleta produce un rendimento ottimale solo in alcuni momenti, che sono localizzabili nell'ora centrale della mattina e in qualche ora del pomeriggio. Correre non fa dimagrire velocemente. Infatti, se un soggetto pesa 72 kg e corre per 10 km ad una velocità media, la sua perdita di grasso è all'incirca di soli 36 grammi. Rimane inteso che è preferibile correre per brevi distanze ogni giorno piuttosto che correre a lungo una sola volta alla settimana. Nella dieta dell'arbitro, le sostanze nutritive si dividono in due grandi gruppi. Carboidrati, grassi e proteine forniscono l'energia e il nutrimento necessario al funzionamento della macchina biochimica dell'uomo. Vitamine, minerali ed acqua non forniscono energia, ma sono componenti essenziali dei sistemi biochimici che utilizzano elementi del primo gruppo. Carboidrati o glucidi. Gli elementi di questo gruppo si suddividono in due parti: zuccheri semplici e amido. Zuccheri semplici, fruttosio, lattosio e zucchero comune, amido, pane, pasta, riso e legumi. In generale, non è bene abusare di zuccheri e dolciumi. Un'assunzione di glucidi induce un aumento repentino della glicemia, stimolando nel contempo la secrezione di insulina da parte del pancreas. Per questo, un'eccessiva assunzione di zuccheri può causare un rallentamento dei riflessi e un generale stato di stanchezza. L'amido, invece, dovrebbe essere assunto in maggiori quantità. Nelle ore precedenti l'impegno fisico, il pasto deve essere povero di grassi e di proteine, non ricco di fibre e con molti carboidrati complessi. Nella giornata della gara, dopo la prima colazione, un pranzo costituito dalla sola pasta sarà sufficiente. Zuccheri. Consigliati nel pasto pre-gara con delle limitazioni. Dal punto di vista nutrizionistico, i più importanti sono il lattosio, il saccarosio, il glucosio, il fruttosio e il maltosio. Non si dimentichi che dolci e creme, specie se fatti in casa, sono un ottimo aiuto per l'apporto della quantità giornaliera di latte. I dolci con panna e creme non devono essere assunti prima delle gare o degli allenamenti. Mentre i dolci di tipo secco forniscono un discreto apporto energetico purché consumati in quantità moderata e almeno 2 ore prima dell'esercizio fisico. Il fruttosio è contenuto soprattutto nel miele e nella frutta. Presenta la migliore digeribilità tra tutti gli zuccheri, se si tiene presente che la funzione fondamentale di tutti gli zuccheri è di fornire energia subito disponibile. Sarà bene assumere la giusta quantità di fruttosio perché è più leggero e ben tollerato. Il miele. Consigliato nel pasto pre-gara. Il miele è l'alimento sicuramente più ricco di fruttosio e dal punto di vista nutrizionistico si configura come alimento facilmente digeribile e di pronta utilizzazione. Il miele è indicato come composto di zuccheri semplici che sono una fonte insostituibile di energia. Può essere assunto come completamento alla prima colazione o unito a fette biscottate, a loro volte altamente energetiche. Il pane. Da assumere lontano dal pasto pre-gara. Il pane contiene soprattutto amidi ed è un alimento che, se assunto in quantità adeguata, un paio di panini al giorno, meglio se integrali, può essere sempre presente nella mensa dell'arbitro. La pasta. Consigliata nel pasto pre-gara. La pasta, il riso e le patate costituiscono la fonte principale dei carboidrati. La pasta alimentare è la regina dei carboidrati e per la grande quantità di amido che contiene risulta facilmente e completamente assimilabile dall'organismo. Si può assumere pasta anche ogni giorno. È sufficiente infatti condirla con sapori speziati e grassi crudi, come burro e olio di oliva. Consigliabile è anche il condimento a base di pomodoro ed olio d'oliva. La pasta contiene pochissimi grassi e una discreta quantità di fosforo e potassio. Per il riso valgono le stesse condizioni fatte per la pasta. I legumi. Da assumere lontani dal pasto pre-gara. I legumi uniscono in sé la facile digeribilità all'alto valore nutritivo, dando un discreto apporto calorico. Contengono proteine, amido, acido glutamminico, ferro, grassi, potassio, calcio e fosforo.
I lipidi o grassi, qualora assunti in giusta dose, costituiscono la riserva generale di energia dell'organismo. Oltre a ciò, veicolano l'assorbimento delle vitamine solubili nei grassi. I grassi sono contenuti in quasi tutti gli alimenti, per cui si parla di grassi visibili, che sono quelli dei condimenti liquidi, oli e solidi, lardo, burro, strutto, e di grassi invisibili, che sono contenuti negli alimenti come alcuni tagli di carne, gli insaccati e la frutta secca. Il burro. Da assumere con molta moderazione, mai in prossimità della gara. Il burro è un alimento di origine animale e fornisce grandi quantità di grassi e di calorie. Quindi è consigliato sia assunto in piccole quantità, naturalmente sempre e solo crudo. Olio di oliva, da assumere con moderazione lontano dal pasto pre-gara. Frutta secca, consigliata nel pasto pre-gara. Prima dell'attività, invece, è possibile consumare piccole quantità di frutta secca, magari a conclusione del pasto pre-gara. La frutta secca, infatti, fornisce molta energia e, se in quantità moderata, può essere agevolmente tollerata. Le proteine svolgono la funzione fondamentale di mantenere l'integrità dei tessuti e degli organi vitali. Non è vero che all'arbitro e anche agli atleti siano necessarie elevate dosi di proteine. Le proteine ingerite nella giusta quantità garantiscono anche un adeguato trofismo muscolare. La carne, le uova e il pesce vanno mangiati lontano dalla gara e dagli allenamenti. Parlare di carni significa parlare di apporto proteico. È consigliabile non cuocerle addizionandovi condimenti, ma alla griglia o in padella con null'altro. Nei giorni precedenti la gara è bene moderare la quantità di carne per assumere più carboidrati che non impegnano lunghi processi digestivi e vengono utilizzati presto e bene senza residui tossici. È sconsigliata l'associazione della carne con i carboidrati come la pasta e i cereali. Un'altra cosa da ricordare è che una dieta iperproteica costringe il fegato e i reni ad un lavoro supplementare che è nocivo. Il rischio, tra l'altro, è quello dell'insorgere di malattie renali, con il conseguente disturbo dell'equilibrio acido-base. Prosciutto e salumi, da non assumere in prossimità della gara. Eccezione fatta per il prosciutto crudo, che può essere assunto in quantità limitata. Il pesce, da assumere non in prossimità della gara. Per quanto riguarda l'alimentazione dell'arbitro, il pesce è un valido alimento in sostituzione della carne. È un alimento ricco di proteine. A parità di peso, il pesce è più digeribile delle carni rosse. L'arbitro può assumere solo lontano dalla gara, come del resto tutti gli altri alimenti proteici. Le uova, da assumere non in prossimità della gara. L'uovo può sostituire carni e pesce ed è un bel suggerimento se sminuzzato sopra le verdure per renderle più appetitose. È necessario sapere che l'uovo non è un alimento completo, cioè comprendente tutti gli elementi necessari alla nutrizione. Il consiglio è di mangiarne solo nelle giornate di allenamento, ma non prima delle gare. Il latte, da assumere lontano dal pasto pre-gara. Il latte è giudicato nella letteratura come un elemento utilissimo perché svolge un'attività sportiva ed è un alimento nutritivo quasi completo con un apporto calorico abbastanza elevato. Il caffè latte deve essere assunto solo da coloro che ne sopportano facilmente l'azione di incremento di acidità dello stomaco. Ancora di più, prima di un esercizio fisico è da evitare il cappuccino. I formaggi, da assumerli non in prossimità della gara, ad eccezione fatta del formaggio grana, che può essere assunto in quantità moderata. I formaggi apportano elevate quantità di energia e inducono un innalzamento della colesterolemia. Un consumo razionale di formaggi e derivati, però, apporta anche un'apprezzabile quantità di vitamine, tra cui alcune del complesso B e la vitamina D. Il gelato può essere assunto con moderazione nel pasto pre-gara. Dal punto di vista dell'apporto calorico, il gelato è migliore di tanti dolci della dieta dell'arbitro. La sua azione, grazie all'alto contenuto di latte e zuccheri, contribuisce a risolvere velocemente l'esito di molti processi infiammatori.
Le vitamine sono delle sostanze organiche indispensabili, in piccole quantità, per il buon funzionamento dell'organismo. Tra le vitamine, la più nota è la vitamina C. Questa vitamina è tra le più importanti, svolge funzioni essenziali, quali un'azione protettiva delle membrane cellulari, il bloccaggio della formazione di alcune sostanze cancerogene e una facilitazione dell'assorbimento del ferro. Oltre a ciò, essa interviene anche nel metabolismo del colesterolo. È contenuta soprattutto nei vegetali e in modo particolare in agrumi e pomodori. Altre vitamine importanti sono la vitamina A, interviene nella funzione visiva dell'adattamento all'oscurità e nella percezione dei colori. È contenuta soprattutto in spinaci e carote, nel fegato e nelle uova. La vitamina D funziona come fissatore del calcio nella fisiologia dell'osso. È contenuta soprattutto nel salmone e nelle sarde, nell'olio di fegato, di merluzzo e nel latte. La vitamina E agisce come protettiva per le membrane cellulari ed interviene nel metabolismo dei grassi. È contenuta soprattutto negli oli di oliva, di germe di grano, di arachidi e in alcuni agrumi e nelle uova. La vitamina K agisce nei meccanismi della coagulazione sanguigna e protegge le pareti dei vasi. È contenuta principalmente in latte, spinaci, verze e cavolfiori, nei pomodori e nel fegato. Altre importanti vitamine sono quelle del complesso B, distinte in B1, B2, B6 e B12, importanti soprattutto per proteggere le guaine delle cellule nervose. Si trovano principalmente nei lieviti, in alcuni legumi e nel prosciutto, nel formaggio, nella frutta secca e nelle uova. La vitamina PP protegge pelle e mucose. È contenuta nei lieviti, nelle carni di bue e tacchino, nel prosciutto crudo e nelle arachidi. La vitamina H, infine, svolge funzioni di intervento nel metabolismo di grassi e zuccheri. È contenuta soprattutto nel fegato, nel latte, nei funghi e nelle banane. L'acqua è parte integrante della dieta. In condizioni normali l'organismo umano è costituito per circa il 60% di acqua e sviluppa un fabbisogno di almeno 3 litri al giorno. Ma in caso di impegni gravosi e di temperature elevate bisogna superare questa quantità, a seconda delle esigenze. Una certa quantità di liquidi viene anche espulsa dall'organismo in vari modi, tra cui l'urina, la sudorazione, la traspirazione e il vapore acqueo che costituisce l'aria espirata dai polmoni. L'attività arbitrale può anche essere classificata tra i cosiddetti sport di durata, perché nell'arco di tempo dato dalla durata della gara si possono perdere anche vari litri di acqua. È consigliabile che l'arbitro inizi la gara con una quantità di liquido ingerito di poco superiore alla norma. L'acqua è l'unica bevanda che deve essere recuperata con la stessa velocità con cui si consuma. Il vino può essere assunto con moderazione lontano dal pasto pre-gara. Oggi si sa che la quantità di alcol che viene ingerita viene rigettata per circa un 8% dalle espirazioni o dalla traspirazione, mentre il resto viene metabolizzato dal fegato. L'alcol riduce alcune funzioni fondamentali, soprattutto nello sport, quali l'ampiezza del campo visivo, il senso delle distanze, la velocità di scatto e la rapidità dei riflessi. Verdure. Meglio non assumerle in prossimità della gara. Le verdure e gli ortaggi sono alimenti che apportano in pratica solo sali minerali, vitamine e fibre, essendo il loro apporto calorico veramente ridotto. La presenza di fibre vegetali e di alcuni acidi organici facilita i processi digestivi e diuretici e ne rende quasi indispensabile l'assunzione a pranzo e a cena. Frutta. Da assumere non in prossimità della gara, con delle eccezioni. La frutta è un elemento fondamentale per la dieta dell'arbitro. Infatti può dare un apporto di vitamine, acqua, sali minerali e zuccheri. È perciò inutile, quando si mangia frutta, l'apporto ulteriore di integratori vitaminici di natura artificiale. L'apporto calorico subisce sostanziali variazioni a seconda del tipo di frutta impiegato. La banana è un frutto molto apprezzato dagli sportivi, perché è costituita di zuccheri per circa un quinto e contiene vitamine utili per il miglioramento dei processi biochimici di mantenimento del tono muscolare. Fornisce un elevato apporto calorico e
per il suo contenuto in potassio e magnesio può aiutare a prevenire l'insorgenza dei crampi. Altri frutti importanti sono la ciliegia, la pera e la fragola, ricca di vitamina C. Spremuta, da assumere lontano dal pasto pre-gara. Bere una spremuta prima di una gara può arrecare la sensazione di acidità di stomaco ed è pertanto sconsigliata. Dopo l'attività fisica, i succhi, i centrifugati e le mousse di frutta costituiscono una buona integrazione dei sali minerali perduti.